Quel bel faccino durerà poco, la frase scandita brandendo un coltello e lo spray al peperoncino in quattro hanno accerchiato un buttafuori di un locale di via San Crispino a Padova la notte tra Natale e Santo Stefano. I responsabili della violenza sono quattro giovanissimi tunisini che il buttafuori stava cercando di allontanare dall'ingresso del locale perché non tesserati. Di fronte al rifiuto, il più giovane, ancora minorenne, ha mostrato il coltello ed estratto lo spray al peperoncino. La polizia, allertata da alcuni testimoni, è arrivata sul posto in pochi minuti, trovando i quattro mentre cercavano di entrare in un altro bar. Si tratta di un episodio contestualizzato nell'immediatezza, quindi un'attività preventiva perché probabilmente avrebbero potuto commettere qualcosa nel corso della nottata. Un episodio dove praticamente l'impegno quotidiano da parte, ripeto, delle articolazioni di controllo del territorio e di sicurezza è anche rivolto a questi giovani. Recentemente abbiamo avuto due attività con appunto anche qui arresti di minori, sempre per rapine commesse con l'utilizzo di un coltello o con lo spray al peperoncino. Si tratta di una situazione che viene monitorata, quindi non solo attraverso l'attività di repressione sul territorio, anche attraverso diciamo, una vera e propria attività di responsabilizzazione dei minori, dei ragazzi. Il minorenne aveva ancora lo spray al peperoncino ed è emerso che a luglio era scappato da una comunità di Pordenone in cui era stato collocato dopo una rapina fotocopia commessa a Jesolo, in cui la vittima era stata aggredita con spray al peperoncino e minacciata con un coltello. Dopo la fuga era stata disposta dal Tribunale per i minorenni di Venezia l'aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere, così il ragazzo è stato portato alla casa circondariale per i minori di Treviso. Degli altri tre giovani coinvolti, un minorenne senza fissa dimora è stato affidato ad una comunità, mentre gli altri due denunciati per minacce aggravate. La polizia era impegnata nei controlli del territorio intensificati nel periodo di Natale dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, controlli disposti anche negli ultimi giorni dell'anno. Stiamo anche preparando alla messa anche del 29, la messa di celebrazione domenica prossima per appunto l'apertura e l'inaugurazione dell'anno giubilare, anche qui ci sarà la messa solenne e poi i festeggiamenti, faremo anche un tavolo tecnico qui in questura il 30 dicembre per il concertone di fine anno in Prato della Valle. Sicuramente sarà una festa, quindi garantiremo al massimo ripeto, le condizioni affinché tutti possano tranquillamente e serenamente festeggiare l'ultimo dell'anno.